rieccoci anche oggi insieme. In studio è con noi Michele Canil, neuropsicologo da Vittorio Veneto, professionista con il quale cerchiamo di spiegare concetti difficili ed iniziamo proprio dalla sua qualifica. Il primo concetto difficile è l'articolo, allora il o lo neuropsicologo ancora non l'abbiamo ben capito. Comunque traduciamo invece la professione. Sì. Allora, neuropsicologo sostanzialmente è uno psicologo che diciamo si è perfezionato in aspetti più neuroanatomici e tutti quei disturbi che hanno una correlazione importante col sistema nervoso centrale, la corteccia e le strutture profonde del cervello. In altri stati come gli Stati Uniti, l'Australia ed alcuni altri è una figura equiparata allo psichiatra, sono prescrittori, mentre in Europa o in altri paesi la legislazione ha delle differenze. Rispetto allo psicoterapeuta, che normalmente è psicologo, studia delle cose diverse. E quindi sono due specialità che riguardano una più l'aspetto neuroanatomico e l'altro più l'aspetto relazionale e psicologico in senso stretto. In questa puntata parliamo di dipendenza affettiva. La prima immagine che mi viene forse è un luogo comune, figlia femmina col papà e figlio maschio con la mamma in termini di dipendenza, di rapporto privilegiato. Partiamo da lì? Partiamo da lì. Sicuramente la dipendenza è un aspetto della vita dell'essere umano, ma io direi in generale di tutte le specie, che non è prettamente negativa. Se noi pensiamo bene, tutti nasciamo all'interno di una relazione di dipendenza, dipendiamo dalla mamma, dagli aspetti materni o anche paterni, dalla relazione, dalla protezione che loro ci danno. Via via che cresciamo la dipendenza dovrebbe in un certo qual modo sfumare verso la indipendenza. Verso la indipendenza, che anche qui io metterei un po' tra virgolette, nel senso che l'indipendenza poi non è mai totale. Come dire, le relazioni, gli affetti, gli aspetti emotivi ci tengono positivamente legati anche agli altri. Quindi direi che si deve ridurre su un margine corretto che ci fa vivere bene, che ci dà una qualità di vita. Certo. Quindi dipendenza affettiva usato come termine generico riguarda sicuramente anche la relazione col materno e col paterno nei primi anni dell'infanzia soprattutto, che sono quelli fondamentali per lo sviluppo psicofisico e soprattutto strutturale della nostra personalità. Ma poi viene usata spesso come termine anche negativo per indicare una sorta di relazione tumultuosa, disturbata, che riguarda la vita adulta e che negli ultimi anni, essendo messa più in luce sia dai media ma anche dai professionisti, si è visto che ha una serie di aspetti e problematiche sulla vita di ciascuno, o meglio di ciascuno di coloro che tendono a instaurare quel tipo di relazione, un po' malsana, troppo dipendente. Ecco, la fase storica economica che noi stiamo vivendo porta a far sì che i ragazzi escano sempre più tardi da casa. Questo incide evidentemente sulla dipendenza affettiva. Ma questo incide, direi, in maniera molto molto ridotta, nel senso che potrebbe incidere nel senso di lasciar loro troppi pochi limiti, però l'orario di per sé non è che crei la predisposizione psicologica e della personalità per instaurare relazioni di dipendenza. Quindi casomai potrebbe essere più un sintomo di scarsi limiti, però va sempre calato sulla realtà e sulle singole situazioni. Ecco, ma dipendenza economica e dipendenza affettiva sono in qualche maniera collegati? Sì, per certi aspetti la dipendenza economica bisogna vedere nello specifico come è gestita, se intendiamo quella tra figli e genitori. Sì, certo, forse è inevitabile che il primo concetto di dipendenza affettiva ma penso venga a tutti in mente quello genitore-figlio. Certo, quella è una situazione che tutti noi genitori ci troviamo a dover mediare con i figli e che
al di là dell'aspetto economico, ha simbolicamente tanti riflessi, ad esempio sulla possibilità di fare o non fare una determinata attività, sul consenso che possiamo dare, come dire sì, ti concedo di fare quell'attività, ti do i soldini che servono, oppure media altri aspetti più emotivi. Ad esempio, rovesciando il concetto di dipendenza affettiva sui genitori, in alcuni casi si vede che un genitore, come dire, o per la cosiddetta sindrome del nido vuoto o per un'eccessiva dipendenza instaurata con i figli, usano strumentalmente il denaro per tenerli vicini a sé, perché magari alle spalle c'è un vuoto affettivo, relazionale o ancora peggio di coppia, e quindi tendono un po' a riversare questi bisogni sui figli. L'aspetto economico diventa quello che media questo, quindi non dare troppa libertà per evitare di perdere il figlio, e quindi l'indipendenza diventa una catastrofe relazionale per la mamma o il padre che esercitano un po' questa tipologia di relazione. Perché in termini macro mi pare più difficile da interrompere il rapporto di dipendenza affettiva fra il genitore verso il figlio piuttosto che il contrario, perché a un certo punto il figlio, insomma, se tutto va come deve andare, esce di casa, in qualche maniera quel cordone diciamo, lo interrompe o comunque lo rende più labile. Diverso invece il genitore che si sente abbandonato. Assolutamente diverso. Qualcuno in letteratura usa anche il termine di recidere nuovamente il cordone ombelicale, no? Noi per convenzioni, diciamo, al 18° anno si diventa maggiorenni. In realtà al giorno d'oggi è spostata un po' più in su, l'avere autonomia, quindi prendersi le responsabilità, avere un lavoro che permette l'automantenimento, e quindi è una sorta di seconda recessione di questo cordone. Caso diverso è quando è il genitore che ha dei freni nel permettere al figlio questo, e spesso io vedo riguarda un po' di più il materno, il rapporto col materno, in cui magari ci può essere una donna che ha dei figli, che magari dietro ha un po' di vuoto relazionale, o magari un papà poco presente, che è un po' anche la crisi, diciamo, del paterno di cui parlano molti colleghi, tra cui Recalcati, che mette molto l'accento su questo. Effettivamente lì dove il papà diventa un po' assente, la madre tende a legarsi eccessivamente ai figli. Quando la madre tende a legarsi eccessivamente ai figli, i figli sviluppano una sorta di dipendenza inconsapevole, perché ricevono un iperaccudimento molto comodo dal quale è difficile staccarsi, e quindi solitamente arrivano negli studi dei professionisti magari con un sintomo: dottore, io ho l'attacco di panico ogni volta che vado a lavoro. Poi si va a vedere nel dettaglio e dietro facilmente c'è questa situazione in cui è molto difficile per loro abbandonare, come dire, un ambiente così accudente e protetto, senz'altro. Ecco, credo, dicevo, inevitabilmente il primo rapporto che viene in mente parlando di dipendenza affettiva è quello genitoriale, cioè tra genitori e figli. Ce ne sono altri? Assolutamente sì, dal punto di vista sentimentale, quindi le relazioni, diciamo, gli affetti e quelle sentimentali che andiamo a creare nella vita adulta sono essenzialmente derivate da quel prototipo. Quindi lì dove siamo riusciti a fare quel passaggio di, come dice Freud, di separazione e individuazione di noi stessi dagli aspetti genitoriali, siamo emancipati. Siamo emancipati, quindi riusciamo a mettere in atto una relazione con i futuri partner adeguata, con un giusto equilibrio tra dipendenza e indipendenza, tra relazione e autonomia. Lì dove invece proveniamo da un'esperienza di dipendenza, normalmente tendiamo a dare un taglio netto col passato quando è possibile, fatto salvo il ricostruire poi con i futuri partner una relazione che in molti aspetti assomiglia a quella. Quindi ricadiamo in una relazione di dipendenza nella quale la nostra vita è appesa alle decisioni o al potere, tra virgolette, che
deleghiamo a qualcun altro. Per concludere, quali sono eventuali sintomi di cui uno deve preoccuparsi? Che probabilmente la dipendenza affettiva magari uno non l'avverte, la vede un esterno. Ecco, il soggetto di cosa dovrebbe preoccuparsi? Cioè, insicurezza, diciamo, tachicardia, che so? Sì. Allora, intanto ha detto una cosa molto interessante, solitamente sono gli altri che se ne accorgono. Ah, certo. Perché dicono, no, guarda che non ti accorgi, ma tu vivi per lui. Adesso faccio l'esempio tra diciamo, il femminile dipendente dal maschile, ma esiste spesso anche il contrario. Quindi gli altri se ne accorgono e noi cosa possiamo fare? Possiamo farci delle domande, innanzitutto, cioè quante cose io riesco a fare senza di lui o senza di lei, quindi senza il partner. Quanto la mia vita è condizionata dalle sue decisioni e quanto invece collaboriamo. Quindi decidere una cosa insieme diventa fondamentale perché dà un senso di libertà ad ambedue, non c'è costrizione, mentre lì dove pensiamo solamente all'altro vuol dire che stiamo accudendo e stiamo dipendendo. Ecco, ma ci sono dei sintomi che ci dovrebbero far suonare un campanello d'allarme? Beh, essenzialmente sono come due magneti che si staccano, no? Quindi perdono il loro potere e la persona dipendente, distante dall'oggetto della dipendenza, dal partner, sta male. Tachicardia, manca il respiro, ci si sente insicuri, si evita di stare con gli altri, non ci si dedica a qualcosa per sé, ci si sente a disagio distanti dal partner, ci si sente a disagio se vogliamo fare qualcosa in autonomia ma il partner non lo approva. Quindi questi sintomi ripetuti sono un campanello d'allarme. Grazie, a quel punto ovviamente c'è la cura, il rivolgersi a specialisti. Grazie a Michele Canil, Grazie a voi. neuropsicologo da Vittorio Veneto. Grazie a lui avremo modo di incontrarci altre volte per cercare di spiegare in parole semplici concetti difficili e, come in questo caso, spesso magari nascosti nel nostro inconscio. Grazie, buon lavoro. Grazie. Alla prossima.